L84 e Vinumita di Petrarca vincono contro Pesaro e Benevento e sono in testa alla Serie A con una coppia capitolina. Le Così di Genzano che batte il Pomezia in diretta su Sky Sport e la Roma 1927 che spugna Cosenza. La Feldi annichilisce il Napoli nel secondo derby in diretta su Sky Sport, grandissima rimonta e primi 3 punti del Sala Consilina e l'altro derby campano con la Sandro Abate Avellino. Primo squillo per il Came Treviso nel posticipo per gli impegni della Champions. I campioni d'Italia della meta devono rimontare 3 reti per strappare un pari a Manfredonia. Classifica Feldi Eboli, Roma 1927 e Così di Genzano nell'84 Torino, Vinumita di Petrarca, punteggio pieno 6 punti, Meta Catania Bricositi da sola a 4 punti, Napoli Pomezia, Sala Consilina e Came Treviso 3, Manfredonia 1, tutte le altre a 0 punti. Nel prossimo turno Roma 1927 Futsal GG Team Guerra Benevento e l'84 Torino Sala Consilina in diretta su Sky Sport, Napoli Ital Service Pesaro, Sandro Abate Fortitudo Pomezia, Active Network Pirossigeno Cosenza, Manfredonia Came Treviso su Vivo Azzurro TV, Vinumita di Petrarca e Così di Genzano, Meta Catania Bricositi Feldi Eboli. Chiude il quadro della prossima giornata. Seguiamo Calderolli, Cina Calderolli e avanti la Feldi Eboli dal nulla, sposta palla, gran sinistro, palla sotto la traversa, fulminato bello buono 1-0. Grandissimo gol. Poi Barra contro Perugino, solate di Barra, va fino in fondo, dentro, bella palla, Calderolli Ugherani ha raddoppiato la Feldi Eboli dopo 2 minuti e spiccioli dall'avvio della ripresa. Il gol di Gabriele Ugherani maniera incredibile a Policoro contro l'Olympus. Calderolli, arriva Selusio che materializza il 3-0 della Feldi che scappa a lungo, spallata la partita. Salas centralmente, va lui, centrale però, e dal Cin calcia verso la porta, traversa, porta vuota, Selusio, 4-0, doppietta per Giancarlo Selusio. La Feldi ha messo la freccia e non si gira più indietro. No, bravissimo, bravissimo dal Cin, ma Salas con spazio, mette dentro e Spindola intercetta, va per la porta, corre Borruto che non può arrivare. Oliveira si appoggia all'indietro su Pablo Taborda, ancora l'asse Taborda de Oliveira, arriva Micheletto che infila il pallone all'incrocio dei pali, capolavoro di Micheletto, si sbraccia in panchina David Marin, Taborda calcia col mancino e proprio alla fine della superiorità numerica infila in porta il gol del 2-0 per l'Eco City. Taglio di Tiaghigno, Lugero sul secondo palo, arriva Tiaghigno che la spinge in porta, eccola la scintilla di cui aveva bisogno la Fortitudo. Tiaghigno riesce nella deviazione, Lugero Lopez, campo aperto per Pedrigno che va da Pissoni e in contropiede pulisce l'Eco City con il gol di Tiago Missoni. Rocia va sul destro questa volta, sul secondo palo Manservigi tocca lì e poi arriva Iosico per il vantaggio dell'L84, decide di andare sul destro Rocia, pallone dentro, Manservigi non perfetto, arriva Iosico, 1-0. Sta perfetta di Rescia con Cozzolino, sulla destra c'è anche Vinicius Rocia, pallone dentro da parte di Iosico, la deviazione letale nella propria porta di Barrichello, contropiede 3 contro 2, Iosico, c'è Cozzolino, visto e servito col sinistro, ancora dentro per il gol numero 3 dell'L84, lo firma Rescia. Galliani si gira, la mette dentro, non male l'idea, Cozzolino scivola, poi nel provare a rimettere in gioco, Barrichello salta al portiere, Barrichello! Torna in gioco il Pesaro, 3-1, Matteus, Barrichello! Il destro da parte di Raguso non trattiene Manservigi e arriva Fortini che fa 4-1. Vitic dentro sul secondo palo, recupera Tondi, vediamo se calcia direttamente in porta Tondi con Galliani che la tocca male e fa 5-1 Fabio Tondi, corona una grandissima prestazione, 5-1 per l'L84. Barrichello, Oitomeia, calcia in porta Oitomeia e la riapre a 1:43, Oitomeia salta Cozzolino, allora vediamo se si accende il fenomeno dell'Ital Service, pallone per Vitic sul secondo palo per Galliani e c'è vita al Para Megabox, 1:13 e 5-3. Deve inventarsi qualcosa il Pesaro, Vitic, Galliani sul secondo palo, ancora Galliani, 5-4.
Siamo già dall'altra parte con Rafinha, Giampaolo col destro, gran gol di Roberto Giampaolo che sblocca il punteggio allo scadere del quinto minuto. Molaro, Victor Mellò, Rafinha, scucchiaia per Molaro che non sbaglia questa volta. Antonio Molaro fa 2-0. Parrell, Felipe Melo, bene Molaro, Matteus sul primo palo, evita il 3-0. Rischia qui Arbonio, ancora Rafinha, assist per Molaro che fa doppietta, non sbaglia e firma lo 0-3. Stigliano, si fa vedere Colletta, Stigliano batte Feverati per il gol del 3-1. Ramon carica il destro, serve Stigliano, 1-2, Ramon, De Crescenzo, Ramon calcia col destro, Murato non c'è, corner, la porta è vuota, corre Rafinha che firma la rete dell'1-4. Ramon, Stigliano sul secondo palo, palla deviata che beffa Feverati. Stigliano, De Crescenzo ci prova, gran gol di Davide De Crescenzo. Musumeci, diagonale e la rete, passa in vantaggio la Meta Catania al Palace Caloria, in gol capitano Musumeci. Turmena recupera il pallone, Lucio, ancora Lucio, in mezzo per André Ferreira e arriva il pari del titolaro Dragstore Manfredonia con il gol messo a segno da André Ferreira. Incredibile quanto accaduto. Lancio in avanti verso André Ferreira, mette giù il pallone non semplice, la palla in mezzo, illuminante per Riccardo Pezzin che beffa tutto e tutti ed è 3-1. Se la gioca però, non calcia verso la porta. Musumeci si accentra, il tiro alla rete, parte Ronaldo, il tiro alla rete, arriva Dovara che lancia in avanti subito Pelloni, di prima intenzione in mezzo per André Ferreira, gol da antologia del Vitulano Dragstore Manfredonia. Un passaggio, Anderson ha lasciato sul posto, Anderson ha lasciato sul posto Gelve e ha messo dentro una splendida rete. Turmena, l'imbucata in mezzo, eccolo in possesso palla, carica il mancino Turmena. Galletto, subito la palla è per lui, arpiona bene la palla, il tiro ed è una grande rete del numero 9. Va sul secondo palo, Baroni se ne va sulla sinistra, il passaggio è al centro, questa volta ci pensa il portiere, il numero 12 Parisi. Andiamo a vedere, non si sposta il portiere, ma che gol che se può ripartire la Sandro Bade, la sua deviazione viene adesso messa a segno la terza rete di Parisi. Tato, l'1-2 ancora con Achilli e rete dello Sporting. Adesso c'è Diaz, vuole inventare, ottimo il tunnel, la rete dello Sporting con Vidal che finalmente mette a segno una rete importantissima. La rincorsa di Vidal, il numero 20 giallo-verde, il suo passaggio è per Foti, la deviazione, la rete di Igor, il numero 17. Giappa, parte il tiro, rete e la sblocca il capitano della Came che se n'è andato via sul filo del fallo laterale. E tanto c'è Giappa, attenzione Donin, la rete, pallone recuperato in velocità servito da Giappa. Donin ancora lotta su questo pallone la medica, però il pallone è recuperato, attenzione Valex e il gol di Valex. Il match viene sbloccato da Marcelinho che sfrutta con il suo mancino la prima vera grande occasione per la Roma. Non si fa attendere però la risposta della Pirossigeno Cosenza che pareggia subito con Cabeza. Piede perfetto con Gustavo Bavaresco che fa 2-1. La formazione di Dorto però cerca e trova quasi subito
il gol del 2-2, bellissimo il sinistro al volo di Rodolfo Fortino sugli sviluppi di calcio d'angolo. Questo gol risposta agli equilibri della gara e allora ci pensa Lucio Avellino a fare 3-2 per la Roma con Nino Isgrò che ruba palla, chiude il triangolo con Dimas e la deposita alle spalle di Del Ferraro. Sull'acceleratore Isgrò per Fortino, sinistro sul primo palo, Del Ferraro non perfetto e arriva il gol del 5-2. La Roma continua a spingere e trova anche il sesto gol, il gol del 3-6 di Cabeza, bellissimo, uno dei gol più belli all'interno di questa seconda giornata di campionato, serve soltanto alle statistiche.